Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Spring affair and down hung up on you, cantava nel 1976 Donna Summer dall'album Four Seasons of Love. Amici, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1021 di oggi, martedì 24 di giugno dell'anno 2025. Auguri a chi si chiama Giovanni, Giovanna, Gianni, Gianna, possedeva pareti e fiumi, eccetera, eccetera. E auguri anche all'Alfa Romeo, quindi auguri a tutti noi alfisti, perché oggi l'Alfa Romeo compie 115 anni. Quindi un doppio lampeggio a chi tra voi sta incrociando sulla sua Alfa sulle strade di questo paese. Bene, cara Sveva, buonasera pure a te, ben trovata, buon lavoro, cara Castellana. Noi cominciamo la nostra trasmissione 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando lo dirò io per le vostre telefonate. Date il sangue, vi ricordo, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin e molto altro ancora. Noi adesso cominciamo. Sveva, se sei pronta con diritto e rovescio, se vuoi lo puoi mandare pure, e così partiamo in questo modo e dopo avremo il quiz Parlamento. Donald Trump è intervenuto in Iran, ha colpito in profondità alcuni siti sotterranei atomici con una tecnologia balistica che nessun altro paese al mondo oggi possiede, e lo ha fatto esibendo una strategia militare planetaria che è riuscita fin nei più piccoli dettagli. Poteva infatti far partire i suoi bombardieri dalla base di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, che dista 7 ore di volo dall'Iran. Invece ha utilizzato gli stessi velivoli di stanza in Missouri negli Stati Uniti, impegnandoli in una missione ininterrotta di ben 30 ore di volo consecutivo. Essi sono stati accompagnati da almeno 300 altri jet militari, comprese le cisterne volanti per i rifornimenti in volo. Poi ha colpito al centimetro gli obiettivi che si era proposto di distruggere.
distruggere. Il messaggio è stato chiaro. Noi USA abbiamo la possibilità di colpire dove vogliamo con i mezzi adeguati. Poi, raggiunto lo scopo, ha dichiarato una tregua che tutti ci auguriamo continui e si è ritirato mentre Russia, Cina e i paesi arabi stavano a guardare. Nel complesso, quindi, questa è stata una operazione intelligente da parte di un presidente pazzo, o forse solo un presidente pazzo poteva fare questa missione intelligente. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 18, 20 minuti e 43 secondi. Mentre aspettiamo di entrare in contatto con l'onorevole Davide Bergamini, per il Qui Parlamento vi voglio dare qualche aggiornamento per quanto riguarda la questione Israele-Iran. Sapete che stamattina è a fatica, con molta fatica, entrato in vigore il cessate il fuoco che ieri notte, attorno alla mezzanotte italiana, Donald Trump aveva annunciato. Ora Trump è in volo verso l'Olanda, dove ci sarà il vertice della NATO, e in particolare la speranza qual è? La speranza, che è stata espressa anche da Starmer, il primo ministro inglese, è che questo accordo, questo cessate il fuoco, per il momento tenga. Non si conoscono i termini del cessate il fuoco, non si sa ovviamente, per adesso non si sa a quali condizioni le parti si sono messe d'accordo. In compenso però il capo della IEA, Rafael Grossi, lo sapete, la IEA è l'agenzia che per conto dell'ONU si occupa di seguire e ispezionare tutti i siti correlati al nucleare e che ha seguito in questi 20 anni le vicende del nucleare iraniano, accordo sfumato incluso. Grossi ha detto molto chiaramente che la prima cosa che dovrebbe fare l'Iran sarebbe riprendere la cooperazione con la IEA, perché questo permetterebbe di raggiungere un accordo diplomatico di successo, batte la BBC, per risolvere finalmente la disputa sulle attività nucleari iraniane. Inoltre Grossi aggiunge di aver scritto al ministro degli esteri iraniano per sottolineare l'importanza di lavorare insieme e per proporre di incontrarsi molto presto. Gli ispettori della IEA sono rimasti in Iran nel corso del conflitto e sono pronti a lavorare al più presto possibile, dice ancora l'organizzazione. Durante questi attacchi abbiamo visto dei danni molto pesanti verso alcuni siti nucleari in Iran, inclusi impianti di conversione dell'uranio e impianti di arricchimento dell'uranio. La nostra valutazione è che ci sono state alcune perdite localizzate di tipo radioattivo e anche chimico nei luoghi che sono stati colpiti e che contenevano materiale nucleare, principalmente uranio arricchito a vari gradi, ma non ci sono per il momento notizie di aumenti della radioattività in atmosfera sui luoghi appunto che sono stati colpiti dai bombardamenti sia israeliani che naturalmente americani. Un'altra corrispondenza che arriva dall'Iran, sempre attraverso la BBC, ci dà la voce di un abitante di Teheran che francamente è rimasto addirittura esterrefatto all'idea del cessate il fuoco, perché dice: non posso credere che gli Stati Uniti e Israele facciano la pace con gli ayatollah, specialmente dopo tutto quello che entrambi hanno detto sul regime change, dandoci delle false speranze. E ancora aggiunge: non la vedo bene, non lo vedo bene questo cessate il fuoco, non sono nemmeno sicuro che durerà. Israele non ha ucciso abbastanza alti funzionari iraniani, dice un altro iraniano, e un'altra ancora: avrei voluto che la guerra fosse continuata, avrei voluto che la guerra continuasse fino all'uccisione di tutti i mullah. Il fatto che questi restino al potere e potranno magari in futuro continuare a stare al potere e torturarci e imporci la loro teocrazia mi spaventa più della guerra stessa. Insomma, come vedete, non mancano le opinioni da parte anche di chi su X dice insomma, non è detto affatto che i leader iraniani si possano sottomettere a una richiesta di cessate il fuoco, anche perché, se ci pensate,
in fondo è come se perdesse, se l'Iran, o meglio, se la Repubblica Islamica perdesse la faccia e la motivazione pure, la ragione esistenziale della Repubblica Islamica. Cioè, questi per 46 anni, dal febbraio del 79, hanno detto a tutto il mondo che l'America fa schifo, Israele peggio ancora, devono morire entrambi, devono spiarare Israele e farci un parcheggio, eccetera, eccetera. Poi però si accordano per un cessate il fuoco che viene imposto da americani e Israele. Cioè tu stai riconoscendo a livello politico quelli che hai chiamato grande Satana e piccolo Satana per quasi 50 anni e per giunta ti sottometti al loro volere. Allora ce n'è abbastanza in una condizione simile, se solo ci fosse un capo, se solo l'Iran non fosse fatto di etnie che hanno dispute tra di loro, se solo ci fosse questa realtà, basterebbe questo entro, diciamo, i prossimi 6 mesi per far cadere quel regime di pretacci che minaccia il mondo con la bomba atomica. Questa è la realtà dei fatti, se mi posso permettere. Il problema è che se questi 6 mesi dovessero passare senza una rivolta per strada a Teheran, la speranza è chiaro che il Mossad, la CIA, qualcuno dia una mano ai potenziali insorti. Se questo non dovesse accadere, è chiaro che vedremmo un ulteriore rafforzamento della Repubblica Islamica, che anzi farebbe il gioco ancora più pericoloso, anche perché ieri, vi vorrei ricordare, poco prima che si placassero un po' gli animi dopo quella specie di sceneggiata che hanno fatto gli iraniani tirando una decina di missili contro la base americana in Qatar, la base dell'aeronautica americana in Qatar, e era circolata anche la notizia che l'Iran era pronto a chiedere, anzi a comunicare alle Nazioni Unite che avrebbe cacciato a calci nel culo gli ispettori dell'AIEA e che non avrebbe più collaborato alle ispezioni, perché l'obiettivo è di arrivare al nucleare. Io mi dispiace fare il disco rotto con sta storia del libro di Kissinger, ve ne ho letto un passo venerdì nell'ultima rassegna stampa che ho fatto, torno a quel libro. Cosa dice Kissinger? Se questi continuano così e vanno avanti malgrado le linee rosse poste dall'Occidente, finiscono per dare a tutta l'altra area del Golfo e agli altri paesi che vorrebbero dotarsi di un'arma atomica l'impressione che in fondo loro sono dei ganzi, dei duri, che nessuno può fermare. E nel momento in cui un Iran diventasse atomico, lasciamo stare se la fanno la bomba atomica oppure no, diciamo che fanno un ordigno rudimentale, che fanno scoppiare in mezzo alle montagne, a Isfahan o dove vogliono loro, fanno il filmato e dicono: Israele, state attento che da sto momento, se vogliamo, ti spianiamo quando ci pare e piace. Ecco, a quel punto, come diceva Kissinger, Turchia, Egitto e Arabia Saudita diventano altri 3 competitor regionali pronti a nuclearizzarsi. Allora delle due l'una, è vero che Israele ha assestato dei colpi molto potenti all'Iran, alle sue infrastrutture e così via, è vero che ci vorrà qualche anno prima che questi si riprendano dopo i colpi che hanno ricevuto, ma è fondamentale a questo punto che ci sia anche il crollo del regime degli Ayatollah. Questo cessate il fuoco in questo momento serve perché comunque per una nazione già provata dalla guerra in quel di Gaza, quella contro Hezbollah, quella contro gli Houthi, perché non è che combatte solo a Gaza Israele combatte contro 3 avversari di fila e con l'Iran che li paga 4. È chiaro che c'è bisogno anche che lo stesso Israele si riprenda. Israele non è fesso, li terrà d'occhio. Vedremo che cosa succederà. In questo momento la situazione è molto fluida e sentirete tra poco nel prossimo blocco quello che mi ha detto Giancarlo Gioielli a proposito, insomma, facendo una valutazione stamattina di quanto è successo nel corso della notte. Tra l'altro lui dice, ma il figlio dello Shah che va lì, che parla di governo, di questo e di quello, insomma, non è nemmeno tanto credibile pure lui. Per quanto, ripeto, se uno si spinge a dire queste cose, o sogna ad occhi aperti, o Trump gli ha detto qualcosa. Vedremo.
Noi adesso ce ne andiamo in pausa, non abbiamo potuto contattare l'onorevole Bergamini, ci ascoltiamo il Redbone, Come and Get Your Love del 1973 e poi torniamo con Giancarlo Gioielli, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, scusate, io stavo mettendomi a ridere perché mentre andavano i Redbone con Come and Get Your Love del 1973, qualcuno di voi magari ha seguito la serie F is for Family su Netflix, geniale serie ambientata nei primi anni 70 in America. Ecco, la BBC con il classico understatement inglese titola così: il capo della NATO va a tavoletta sulle lusinghe nel momento in cui Trump sta per arrivare in Olanda, cioè per non dire che Mark Rutte si è prostrato a pelle di leone. La NATO ha pubblicato la mail che Rutte ha mandato a Donald, sentite qua, ve la voglio leggere. Signor Presidente, caro Donald, congratulazioni e grazie per la sua decisiva azione nell'Iran. È stata davvero straordinaria e nessun altro sarebbe stato così coraggioso da fare una cosa simile. Tutto ciò ci ha reso più sicuri. Lei sta per volare su un altro grande successo all'Aia questa sera. Non è stato facile, ma
siamo riusciti a mettere tutti d'accordo a firmare per il 5% in più di spese militari nel PIL. Donald, tu ci hai portato verso un momento molto molto importante per America, Europa e il mondo. Tu otterrai qualcosa che nessun altro presidente da decenni avrebbe potuto raggiungere. L'Europa sta per pagare in grande quantità, come dovrebbe, e questa sarà la tua vittoria. Buon viaggio e ci vediamo stasera a tavola insieme a Sua Maestà il Re d'Olanda, Mark Rutte. Tanto io vi dovevo, quindi mancava solo la poltrona di Fracchia, poi c'eravamo tutti. Va bene, adesso abbiamo il faccia a faccia con Giancarlo Gioielli, che da grande conoscitore del Medio Oriente, che bazzica da oltre 40 anni, quindi siamo andati a parlare con una persona estremamente informata sui fatti. Stamattina mi ha detto alcune cosine a commento di questo cessate il fuoco. Sveva, vai pure. Allora, stasera torna a trovarci Giancarlo Gioielli, profondo conoscitore del Medio Oriente, collega di lunga esperienza in materia. Io lo ringrazio come sempre del suo tempo. Giancarlo, allora, ieri notte abbiamo avuto questo momento di speranza quando all'improvviso è arrivato il post su Truth di Donald Trump che diceva buone notizie, Israele e Iran si sono messi d'accordo per un totale cessate il fuoco, entrerà in vigore tra 6 ore. Alle 6 del mattino, ora italiana, le nostre speranze sono state completamente frustrate perché non solo non sono cessati gli attacchi, ma alle 9:30 del mattino, ora italiana, Israele era ancora sotto bombardamento. L'Iran pubblicamente dice non siamo stati noi a tirare i missili, al che uno dice vabbè, ma credete che abbiamo tutti l'anello al naso? Non l'ho capito io. Glieli ho tirati io i missili a Israele? Direi proprio di no. Allora, a maggior ragione, uno dice, qui, oltre alla figura mondiale da cioccolataio che Trump ha fatto, perché è evidente che un presidente americano che annuncia un cessate il fuoco e il cessate il fuoco non tiene, è un presidente che sta dimostrando una cosa molto semplice, che l'America può avere tutta la potenza militare che vuole, ma la sua parola nel mondo non conta più. E allora la riflessione ulteriore che io faccio è questa. Non è che alla fine della fiera questo regime di Ayatollah non si trova a fare altro che andare avanti in questa guerra, perché se solo riconoscesse il cessate il fuoco sarebbe dare ragione e accertare di fatto l'esistenza e il potere del grande Satana di Washington e del grande Satana di Gerusalemme, perché questa è la loro retorica dal 1979. In altre parole, questi vogliono combattere fino al suicidio? E se vogliono combattere fino al suicidio, però, quando è che verrà la rivoluzione in Iran? Che cosa bolle in pentola, secondo te? Allora, io direi, intanto tutte le notizie che arrivano, faccio mie paradossalmente le parole di Lavrov, il ministro degli esteri russo, che ha detto la tregua la accogliamo con favore, ma le notizie sono confuse. Confusione vuol dire che non si sta capendo bene cosa succede. Da sempre, quando c'è l'annuncio di una tregua, la mezz'ora che precede il cessate il fuoco è segnata da un intensificarsi dei bombardamenti. L'abbiamo visto nelle varie guerre di Gaza, mi ricordo l'ultima volta prima del 7 ottobre, quando ci fu la guerra contro la Jihad islamica, quarto d'ora prima dell'inizio del cessate il fuoco segnato per la mezzanotte, ero lì sul confine, ci fu un lancio spettacolare, diciamo così tra virgolette, è drammatico ma spettacolare, per fortuna tutti intercettati, di tutti i razzi che potevano. Quindi che mezz'ora prima del cessate il fuoco l'Iran facesse qualcosa arrivasse all'Iran era sicuramente nelle previsioni di Israele. E il problema è che è stato un tipo di attacco molto più violento della reazione che l'Iran aveva avuto dopo il bombardamento americano. Trump addirittura ha ringraziato
l'Iran ieri sera, prima di annunciare la tregua, ha ringraziato l'Iran dicendo: ci hanno avvisati, avevamo evacuato le basi, hanno tirato solo 14 missili, come 14 erano stati gli obiettivi del raid. Insomma, una risposta simbolica che non ha fatto, tra virgolette, troppo male, o non ha fatto male a nessuno. Li ringrazio per questa moderazione, adesso facciamo la pace. E poi poco dopo ha detto: adesso c'è la tregua. L'Iran poteva limitarsi a sparare ad una dimostrazione così, tra virgolette, di fuochi artificiali prima dell'inizio della tregua, come ci si aspettava. In realtà è stato un missile molto potente che ha colpito a Beersheba, 4 persone morte, altre gravemente ferite. Questo mi fa supporre due cose. Prima di tutto, come mai ancora una volta Israele non è riuscito a intercettarlo? Se lo aspettava un attacco dell'Iran poco prima dell'inizio della tregua, però questo missile ha penetrato ancora una volta la difesa antiaerea israeliana, Iron Dome e tutte le altre, Arrow e tutti gli altri sistemi di difesa. E questo, come dire, segna qualche dubbio, perché magari chi vuole attaccare Israele e dice: beh, è stata una prova che si può anche, è ancora vulnerabile. Non è vero che controlla i cieli e controlla tutto, come ha detto Israele fino a ieri sera. Secondo punto, chi ha tirato questo missile? Perché l'Iran paradossalmente smentisce. Tu dici: è ridicolo. Sicuramente il missile è arrivato dall'Iran, non vedo chi altri che possa averlo lanciato in questo momento. Può essere, lo azzardo come pura ipotesi, che ci sia una parte della leadership iraniana che voleva la tregua, una parte che voleva sabotare questa tregua, e magari qualcuno a cui è stato detto: tirate qualche missile dimostrativo, e in realtà ha caricato la questione. Fatto sta che la tregua è assolutamente a rischio, anche se al momento né Israele né l'America hanno risposto. Adesso l'Iran sta twittando anche: lavoriamo per ripristinare il programma nucleare. Allora, questi due fatti: il missile tirato ieri, che in realtà è stato un missile tra virgolette mortale, micidiale, l'annuncio che comunque l'Iran vuole ripristinare il programma nucleare, minano le condizioni, non dico per una pace, ma addirittura per una minima tregua, perché il punto chiave da parte israeliana è uno solo: Israele vuole la garanzia della sua sopravvivenza, vuole essere sicuro di continuare ad esistere e vuole eliminare qualsiasi minaccia alla sua esistenza e alla sua sicurezza, anche perché l'esistenza di Israele e la sicurezza di Israele nella visione israeliana coincide con l'esistenza e la sicurezza degli ebrei in tutto il mondo. Questo è l'obiettivo di Israele, non un regime change in Iran o in altra parte del mondo, se non perché quel regime è una minaccia per l'esistenza e la sicurezza di Israele. Questo è il punto. Se la sicurezza e l'esistenza di Israele potesse essere garantita soltanto da un cambiamento di regime, allora ovviamente Israele si attiverà per questo, ma il segnale lanciato contro la prigione di Evin, che è la prigione politica del regime iraniano, fa capire che il messaggio agli iraniani: liberatevi da soli, magari vi aiutiamo, ma liberatevi da soli, come del resto ha detto Trump. Ieri un ex capo della divisione intelligence del Mossad ha detto: ci sono due opzioni, un cambiamento di regime o un cambiamento. Farlo e cosa farlo dipende dagli iraniani e da cosa sono disposti a fare gli iraniani. Ci sono due possibilità per un cambiamento del regime che diciamo così, nella visione israeliana e anche americana devono essere avvenire all'interno dell'Iran. Una possibilità è quella di un cambiamento della politica del regime, quindi sostanzialmente una politica di pace, di accordo, eccetera, eccetera, che però, come dire, va a cozzare contro un'ala dura che è chiaramente presente anche all'interno del regime, del Pasdaran, dell'esercito, dove si sta affermando una leadership nuova, giovane, ancora più radicalizzata,
che contesta al potere attuale, a Khamenei, come dire, una eccessiva morbidezza nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, e quindi un'ala ancora più radicale, e quindi che ovviamente porterebbe ad una guerra ancora più estesa, una minaccia ancora peggiore non solo per Israele, come dire, l'altra possibilità è diciamo così, un cambiamento che non si appoggi sull'interno del regime iraniano, ma sulla società iraniana. La società iraniana, che è molto composta, molto più complicata di quanto possiamo vedere dall'esterno, che al 50% non è fatta di etnie iraniane, persiane, ma di tutte le minoranze che ci sono in Iran, curdi, awasiti, azeri, eccetera, i quali controllano diverse zone, diverse aree del territorio. L'Iran è un paese molto, molto grande, molto esteso. Tutta la parte del Kurdistan, che non viene controllata dal regime iraniano, dagli iraniani, e questi dicono aiutate noi, e come dire, stanno twittando le leadership kurde, sia quelle che sono tra virgolette in esilio a Londra o a Washington, sia quelle che sono all'interno dell'Iran, dateci una mano, prospettando un Iran futuro tra virgolette federale, in qualche modo, che riunisca tutte le etnie che ha al suo interno, non teocratico ovviamente, con un governo centrale che non soffochi le autonomie. È una visione un po' utopica, perché chiaramente l'Iran non è la Svizzera. Ci hanno provato anche in Libano a un'idea del genere, si è visto come è finita. L'altra visione invece appunto è quella di un cambiamento all'interno del regime, ma a questo punto con il rischio che venga. La terza ipotesi mi sembra non percorribile, a detta di tutti gli analisti internazionali più accorti e più avveduti, è quella di un cambio di regime che si appoggi sul figlio dello Shah, Reza Ciro Palevi, che ieri ha fatto una conferenza stampa a Parigi dicendo restauriamo, torno io come leader, amico dell'Occidente ma amico dell'Iran, prospettando addirittura un accordo con una parte dell'esercito iraniano ed addirittura una parte dei Pasdaran. Un Chalabi iraniano sostanzialmente, come fecero fatto in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein, il professor Chalabi, cresciuto insegnante in America, molto legato agli Stati Uniti, imposto come capo di governo, durò un mese e poi l'Iran precipitò nel caos che sappiamo. Sicuramente non sarà qualcuno imposto da fuori o che viene da fuori, o comunque un leader della diaspora, un iraniano che attualmente sta in America o in Europa a risolvere la situazione. Ecco, in tutto questo la BBC ha appena battuto che il Qatar ha inviato una lettera alle Nazioni Unite nella quale il ministro degli esteri qatariota, scrive alla BBC, dice che l'attacco viene descritto come escalation estremamente pericolosa, che rappresenta una flagrante violazione della sovranità e integrità territoriale del Qatar. Inoltre dice pure che il lancio di missili dei Pasdaran ha posto una minaccia diretta alla pace e sicurezza regionale. Lo Stato del Qatar sottolinea di riservarsi il diritto di rispondere direttamente in un modo equivalente con la natura e scala di questa vergognosa aggressione secondo la Carta e il diritto internazionale. Inoltre il Qatar ha convocato l'ambasciatore iraniano. E qui però il discorso si fa serio, perché non si lanciano minacce di vendetta così a cuor leggero, Giancarlo. Soprattutto da parte del Qatar. Allora, il Qatar, come dice Gal Carmon, che è la persona secondo me più lucida in questo momento in Israele, direttore del MEMRI, il Middle East Media Research Institute, che è stato consigliere per la sicurezza di diversi primi ministri israeliani, sia laburisti sia del Likud, della destra israeliana, che è stato capo dell'intelligence antiterrorismo di Israele, che soprattutto monitora
da Washington e da Gerusalemme tutto ciò che passa come conversazioni sui social, in televisione, nella narrazione dei giornali, eccetera, nel mondo arabo e orientale fino al Pakistan, fino all'India, cioè a tutta questa galassia sott'occhio. Igal Carbone ha sempre detto una cosa, da sempre, da prima del 7 ottobre: il Qatar è Hamas e Hamas è il Qatar. Allora, se il Qatar attacca così violentemente, almeno a parole, però attacca, minaccia vendette nei confronti dell'Iran, che peraltro ha bombardato delle basi USA, come dire, senza creare grandi danni, non ha lanciato dei missili pesanti, però ha dei toni così forti, il messaggio è chiaro, cioè il Qatar non sostiene l'Iran, ma il Qatar sosteneva Hamas, ha creato Hamas, continua a ospitare i leader di Hamas, quelli che sono sopravvissuti agli attacchi israeliani. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il Qatar, che tra i leader della coalizione fondamentalista sunnita, sta in questo momento attaccando, minacciando di attaccare e rispondere all'Iran, che è il leader, diciamo così, del fondamentalismo sciita. Quindi questi due mondi del fondamentalismo islamico, sunnita e sciita, sono sempre di più alla rottura. C'è stata una guerra che è durata 8 anni fra Iran e Iraq, che aveva anche questo come tema, e che ha fatto 1 milione di morti da una parte e dall'altra. Quello che è avvenuto in Siria è estremamente indicativo: un regime sostanzialmente alawita che si appoggiava sugli sciiti è stato rovesciato in una settimana. Un regime che durava 60 anni con di Assad è stato rovesciato in una settimana da al-Jolani, leader dell'ISIS iracheno, che adesso è ritornato il suo vero nome, al-Sara, perché al-Jolani vuol dire l'uomo del Golan, al-Sara, che adesso è la persona a cui guardano tutto il mondo come la persona che ha messo la pace in Siria, che può garantire la pace in Siria. Peccato che proprio ieri a Damasco un uomo dell'ISIS, cioè quindi non uno sciita, ma uno che appartiene, diciamo così, al fondamentalismo sunnita, lo stesso di quello di cui al-Sara, al-Jolani era il leader, è il leader, si è fatto esplodere in una chiesa, non ieri, l'altro ieri, si è fatto esplodere in una chiesa greco-ortodossa proprio durante la celebrazione, la messa, 20 morti. Questo vuol dire che nemmeno al-Sara controlla, diciamo così, le persone che ha creato, che ha costruito. E quindi qual è il rischio? Il rischio su scala regionale è che la guerra riprenda e che la pace annunciata da Trump sia già finita come un gatto in tangenziale, insomma. E l'altro rischio però è che a questo punto, se entra in campo il Qatar contro l'Iran contro Israele, l'America, eccetera, eccetera, la Russia, che a questo punto dice stiamo a guardare, però, come dire, in qualche modo guarda i suoi interessi per l'Ucraina e per il resto è spaventata di un cambiamento di regime che possa creare ulteriori problemi, soprattutto l'Iran, che la riforniva di droni per combattere l'Ucraina, cioè tutto si tiene in questo quadro. E cosa succede? Il rischio è il riattivarsi anche delle cellule, per questo citavo l'attentato di domenica, delle cellule terroristiche dormienti, che queste sono sparse, veramente metastatizzate in tutto il mondo. Solo in Italia sono stati indicati 29.000 possibili obiettivi per le cellule terroristiche. Come fai a controllare un kamikaze quando tu hai un'area dal nostro intelligence definita di 29.000 possibili obiettivi? Appunto. Questo è il pericolo. In più abbiamo 400 kg di uranio arricchito, che non sono uno scherzo, che non si sa dove sono andati, dove sono finiti. E io non posso credere che delle intelligence che sono sul terreno, che controllano tutto, che vedono tutto, che sono in grado di chiamare al telefono, come è successo, come ha pubblicato il Washington Post, sì, un generale scienziato, sì, iraniano, dicendo: come abbiamo fatto fuori i tuoi amici, sono quello che ha ammazzato i tuoi amici, adesso hai 12 ore per fare un post in cui ti dissoci dal regime e sparire con la tua famiglia, altrimenti ti esplodiamo. Siamo più vicini a te di quanto siano le vene del tuo collo.
Esatto. Che è un'espressione molto orientale, molto significativa, cioè facciamo zompare la testa, insomma, Esatto. in A me ha qualsiasi fatto momento. molto rabbrividire, devo dire la verità, questa espressione. E ricordiamo che l'ex leader, il primo leader di Hamas, lo sceicco cieco, eccetera, fu ucciso proprio facendo esplodere un telefonino. Mentre lo chiamarono al telefono, lui come risponde esplode il telefonino nell'orecchio. Ricordiamo i 5.000 circa persone fatte esplodere in un giorno da Israele in Libano e che gli avevano pure venduto. Questo è humor nero, però. Sì, quello proprio clamoroso. Decisamente humor nero. Fu l'annuncio di una presenza assolutamente capillare dell'intelligence, che però poi non riesce a fermare a intercettare dei missili di questo tipo. Se li ha sparati l'Iran da una distanza che ci mette qualche ora per arrivare, non 40-50 secondi come quando sparano da casa, o al massimo 4 minuti. Sì. Questo è un tema che complica un po' la faccenda e che secondo me non ci fa stare tranquilli da nessun punto di vista, sia dal punto di vista della guerra, tra virgolette, tradizionale, ma questa è una guerra più che asimmetrica, è una guerra mai dichiarata ma sempre combattuta e che ha i suoi sviluppi un po' ovunque. Non guardiamo all'Africa, ma quello che succede in Nigeria, il massacro, 200 persone uccise in un giorno 2 settimane fa. Guarda, solo il Papa l'ha citato questo massacro, nessuno ne ha parlato. E c'è tutta la galassia più o meno legata all'ISIS, spesso conflittuale al suo interno, che controlla tutto il centro dell'Africa. Questo vuol dire anche un aumento dei profughi di cui adesso non se ne parla, la gente che attraversa il Sahara, eccetera. E quelli cosa è successo? Sono scomparsi, non ci sono più. Esatto. Non abbiamo assolutamente il controllo. La situazione secondo me è oggettivamente al di là della possibilità di controllo. Trump certamente usa i suoi toni muscolari e trionfalistici e anche tra virgolette il suo mestiere. Questo slogan Make America Great Again, Make Iran Great Again diventa un po' il mantra di un mondo futuro pacificato dalla forza, ma non più dalla guerra, ma dalla forza, civis pacem paravim, invece di civis pacem parabellum, ma che in realtà non è così, perché la guerra c'è. E la forza forse non è più così forte, cioè diciamo così, non c'è un bilanciamento di forze tradizionale e bilaterale e in qualche modo simmetrico, ma dei punti di attrito, punti di rottura che sono un po' ovunque e che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti. Questa è ancora la paura di Israele, che pensava di svegliarsi tranquillo, ho parlato con degli amici oggi, eccetera, sono 3 notti che finalmente dormiamo, pensava di svegliarsi stamattina esultante di riprendere a vivere la vita normale, la grande voglia di normalità che ha Israele, con i cieli aperti, hanno riaperto lo spazio aereo di Israele, poi è arrivato quest'altro missile, tornare a fare il surf sulle spiagge di Tel Aviv, svilupparsi con le nuove tecnologie, con le grandi app miliardarie nei grandi grattacieli di Tel Aviv che poi sono stati colpiti dai bombardamenti, cioè tornare alla vita normale. Non la vedo così immediata, non la vedo così semplice. Cioè, questa è una speranza. Non so se si stanno confondendo ancora il wishful thinking, come si dice in America, cioè il pensiero speranzoso rischia di confondere un po' la capacità di analisi e le previsioni. Che non si tratta di essere pessimisti o ottimisti, si tratta di essere realistici. Certamente la domanda è che cosa accade ora. Io credo che nessuno sia in grado di rispondere a questo, perché anche con Gaza non c'è ancora, né si vede la possibilità di una soluzione, se non quella che è prospettata da Trump di, della riviera. Della riviera, portare via tutti i palestinesi e spargerli per l'Egitto, che era un po' quello a cui puntava Israele quando ha fatto l'unico punto di rifornimento proprio a sud, sul confine dell'Egitto, quindi ammassare lì una bomba umana loaded, carica, che costringa l'Egitto ad accettarli, perché l'altra ipotesi era quella appunto di un intervento per sistemare la questione palestinese che si appoggiasse all'Egitto e al Qatar. Questa è un'altra ipotesi che è stata formulata, perché dicono gli arabi hanno la possibilità di farlo, i 2 paesi arabi più forti, più significativi
nel mondo islamico sono l'Egitto e il Qatar, che dialogano con l'America, con l'Occidente, eccetera, eccetera, e contemporaneamente però hanno anche come dire, la capacità di parlare con il fondamentalismo. Ma né l'Egitto né il Qatar vogliono farsi carico del problema palestinese, men che meno la Giordania, che nell'86 ha regalato la Cisgiordania, che era in teoria ancora territorio giordano, ai palestinesi, quello che fece Re Hussein, il padre dell'attuale re. Ve lo regalo, è vostro, è un problema dei palestinesi, lasciando Arafat un po' nei guai a quel punto, perché sì, era il re di un regno che non esisteva. Peraltro non è ancora chiaro a questo punto se Gaza debba far parte della Palestina oppure no, perché la stessa amministrazione nazionale palestinese a questo punto ovviamente sconfitta di non ci può entrare. Quindi nessuno ha il controllo di nulla, se non la possibilità di armi continue, ma è drammatico anche il fatto che ha trovato 3 morti, 3 corpi di morti. Gli ostaggi non parla più nessuno, neppure le famiglie ormai parlano, sono disperate. Siano una ventina di ostaggi vivi, se sono vivi. Ho qui davanti proprio la foto di Semeraro, che ho incontrato la famiglia settimana fa. È uno degli ostaggi rapiti, un ragazzo di 20 anni, Kidnapped. Paraci hanno fatto un volantino con un QR con la storia di questo ragazzo, e lui era uno di quelli rapiti al Nova Festival, eccetera, ma questa è un'altra storia. E certamente gli ostaggi pesano un macigno, cioè ci sono una serie di shock. Certamente lo shock del 7 ottobre ha prodotto guai enormi in Israele, non credo che siano rimarginabili così facilmente, non credo che Netanyahu abbia la capacità e la possibilità di farlo, perché anche lui poi si deve appoggiare a come dire, dei ministri dell'ala ultra ortodossa o ultrasionista, perché poi sono quelli religiosi e quelli come dire religiosi ma come dire militarmente più attrezzati, come Ben-Gvir e Smotrich, che invece chiedono di andare avanti fino allo sterminio del palestinesi, parliamoci chiaro. Poi ci sono anche gli altri ultraortodossi che invece non vogliono fare il servizio militare. Questo è un altro tema grave per Netanyahu, perché 10.000 ortodossi convocati per la leva sono rifiutati di andare, e Israele non ha potuto fare nulla. C'è tra virgolette, viene definita setta, in realtà non è una setta, è un gruppo di ebrei ultraortodossi molto, molto religiosi, che se incontri non li puoi distinguere tanto facilmente dagli altri ultraortodossi, con il vestito nero, i tefil, i filatteri, i riccioli, eccetera, il cappello, che sono la setta, il gruppo di Natura e Carta, che sono molto diffusi anche in Europa, i quali sono ebrei ultraortodossi totalmente antisionisti, cioè contro lo Stato di Israele, perché dicono lo Stato di Israele non dovrebbe esistere perché è uno Stato laico, costruito prima dell'avvento del Messia, e questi sono quelli che erano andati in Iran a suo tempo da Khamenei a salutarli, e questi vanno alle manifestazioni con le bandiere palestinesi e le bandiere iraniane, perché sono antisionisti. Incredibile. E ci sono, però mi ricordo una sera a Sheikh Jarrah, quando c'è stato un momento di scontro, perché Ben-Gvir aveva allestito una tenda in mezzo a questo quartiere arabo, però conteso da famiglie ebree che hanno comprato, alcune, altre occupato, secondo come si vuol vedere, le case di alcuni arabi, in un quartiere molto bello, tra l'altro, un quartiere di lusso, che è alle porte all'inizio di Gerusalemme Est, vicino proprio attaccato all'American Colony, l'albergo più bello di Israele, a mio giudizio, ma questo personale. Lì c'era questo scontro fra ebrei ortodossi e palestinesi. A un certo punto arriva una significativa pattuglia di altri ebrei ultraortodossi che prende alle spalle i palestinesi. Io ero in mezzo, dico oddio che succede, e invece questi erano venuti lì a dar manforte ai palestinesi, sono abbracciati, erano quelli di Natura e Carta, chiamati dai palestinesi venuti a darci una mano, che hanno cominciato a tirare sassi anche loro contro altri ebrei ultraortodossi che gridavano morte agli arabi. E lì ho capito che la questione è un pochettino più complicata di quanto potessi immaginare, che vale per tutto il Medio Oriente, quello che si dice per il Libano,
se vous pensez de comprare il Libano, il faut dire che la male expliqué. Se pensi di aver capito il Libano, dicono i libanesi, vuol dire che te l'hanno spiegato male. E ancora adesso è questo. Anche in Libano Hezbollah sta ricominciando a dare dei segnali, anche se non si vuole appiattire sull'Iran, probabilmente perché i suoi interlocutori in Iran non sono così certi. Cioè, io vedo una frattura all'interno del regime iraniano, per cui anche i proxy dell'Iran, quando parlano, non sanno se stanno parlando con qualcuno che è ancora al potere, controlla ancora il potere oppure no. Questa è una complicazione ulteriore. E quindi c'è una mancanza di controllo, diciamo così, degli assetti in gioco, e però, come dire, sono assetti armati di armi che possono fare del male in tutto il mondo, a tutto il mondo. Senti, per concludere, ho notato però che i paesi arabi non sono molto scaldati per la guerra contro l'Iran. Voglio dire, in altre condizioni avrebbero riunito l'OPEC e posto un embargo sul petrolio che nemmeno nel 1973. 83. Invece tutti zitti e muti. Addirittura il Qatar che si incazza contro un paese musulmano, che è una cosa per me inaudita, voglio dire. È strano il fatto che i paesi arabi siano rimasti muti, o è l'effetto degli accordi di Abramo? Io credo gli accordi di Abramo che potevano estendersi all'Arabia Saudita, allora saremo qui a raccontarci un'altra storia, sono stati fatti saltare dal 7 ottobre. Perlomeno, scusami, l'estensione all'Arabia Saudita, ma più che saltare sono stati congelati dal 7 ottobre. Finché c'è la situazione a Gaza che c'è, è chiaro che nessun paese arabo può, come dire, dialogare apertamente con Israele, figuriamoci l'Arabia Saudita, che non è un paese moderato, è un paese ultrafondamentalista, dove non puoi dire messa, dove ci sono 2 milioni di cristiani che non possono andare a messa, che non possono farsi il segno della croce in pubblico, che quando Ronaldo, che sta lì, ha fatto un gol, ne ha accennato un segno di croce, ha venuto fuori uno scandalo per cui hanno fatto finta, hanno detto che non era esattamente vero, è stata data una grattatina, insomma, rispetto a questa situazione. Allora, dici, i paesi arabi non sono scaldati per l'Iran. Beh, la questione è sempre quella, stiamo parlando di tutti i paesi arabi che sono sunniti, l'Iran è il leader degli sciiti. Per i sunniti il pericolo, gli sciiti sono il vero pericolo, non è l'America. Per i paesi sunniti che vendono il petrolio a tutto l'Occidente e a tutto il mondo, non esiste una minaccia alla loro esistenza. Tanto è vero che con tutti i cambiamenti che ci sono stati in Medio Oriente, la caduta dei vari regimi, da Gheddafi a Saddam Hussein, eccetera, quali sono i paesi che sono rimasti assolutamente, l'Egitto, eccetera, eccetera, quali sono i paesi che sono rimasti assolutamente forti e impermeabili a qualsiasi cambiamento e non sono state toccate dalle varie primavere arabe? Tutte le monarchie del Golfo e anche il Marocco, cioè i paesi con monarchie sunnite forti. Questi non si sentono minacciati, si sentono minacciati all'interno se dovessero prevalere, come dire, le opposizioni che sono guidate da quelle che sono le minoranze, perché è una minoranza sciita, che sono appoggiate dall'Iran, e quindi vedono comunque l'Iran sì come un paese musulmano sciita, che comunque alimenta, fomenta e incoraggia le opposizioni al loro interno, che sono opposizioni sciite al regime fondamentalista. La faccio un po' breve perché la galassia dell'Islam è ancora molto più complicata, ovviamente, perché sono tante le diramazioni dell'Islam. Queste sono le 2 grandi aree, i 2 grandi polmoni dell'Islam. Quello maggioritario è sicuramente quello sunnita, sicuramente è quello più forte. Quello che è minoritario, ma quindi più aggressivo, diciamo così, per il potere, considerato più aggressivo da chi ha il potere nei paesi arabi, sono i gruppi sciiti. Poi c'è un fondamentalismo sunnita molto forte, che è quello dell'ISIS, che è quello di Al-Qaeda, che è quello che ha fatto l'11 settembre in America, l'altro grande shock per l'Occidente, comparagonabile, cioè come il 7 ottobre lo è stato per Israele, una parte dell'Occidente, e così il crollo delle Torri Gemelle è quello che ha cambiato il mondo. Anche lì non si è mai capito bene come
possibile che questo Atta e 4 personaggi abbiano guidato dei jet contro le Torri Gemelle, però l'hanno fatto. Quindi diciamo così che il terrorismo può colpire in un modo inimmaginabile, con strumenti che poi sembrano come dire, non pensabili, ecco, all'imprevedibilità dalla sua, e questo può accadere. E possono esserci 100 attacchi, 99 vengono sventati, uno va al segno e quello però fa la storia. Certo. Giancarlo, allora io ti voglio ringraziare del tuo tempo e della tua disponibilità come sempre e insomma vediamo adesso che cosa succederà nelle prossime ore, perché a questo punto è una situazione estremamente fluida. Come si dice la IBM araba, Inshallah Bukra Malesh, che vuol dire se Dio vuole, forse domani, Malesh in ogni caso vabbè, non importa più di tanto. Questa è la filosofia esistenziale araba che spesso viene ripetuta. Molto interessante, direi. Grazie ancora. Grazie a te, ciao, buona via. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, alle 19:12 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, avete ascoltato i Village People, era il 1978 con YMCA, immagino sappiate fare anche le mosse che diciamo così fanno il verso alle lettere dell'alfabeto appunto che compongono YMCA. Adesso è il momento del faccia a faccia con un amico che io ritrovo dopo più di 20 anni, l'ho conosciuto all'inizio della mia carriera ad Affari Italiani, tanto tempo fa, a quel tempo avevamo entrambi i capelli, pensate un po' quanto è vecchia questa storia, e lo ritrovo perché vi voglio raccontare attraverso la sua testimonianza che cosa voglia dire essere un omosessuale nel Medio Oriente, perché lui è Marco Volante, fa parte di GayNet della sinistra gay, e è stato al Pride di Tel Aviv, o meglio, il Pride di Tel Aviv era previsto la settimana scorsa il 13 di giugno, venerdì, perché sapete che poi in Israele si festeggia lo Shabbat, il giorno sacro di riposo è il sabato, e il Gay Pride generalmente si tiene al sabato, non al venerdì. Ma quando sono arrivati i missili, quando è scoppiata la guerra, naturalmente Marco è rimasto bloccato in Israele. E ha avuto la possibilità di parlare e di conoscere tutte le realtà che si occupano degli omosessuali in quel paese.
e le storie che ha raccolto sono semplicemente assurde. Sono storie incredibili, storie di violenza, di discriminazione, che non avvengono in Israele, ma avvengono nei paesi del Golfo. Questo anche per rendersi conto della differenza tra una democrazia vera e una teocrazia come quella che comanda a Teheran. C'è molto altro ancora però nel racconto del nostro Marco, che voglio ringraziare, per cui Sveva, quando vuoi vai pure. E allora il gradito ospite di questa sera è un amico che io ritrovo dopo 20 anni, perché tanto tempo fa in una galassia lontana, soprattutto quando io avevo più capelli, lui era uno dei collaboratori di affaritaliani.it, dove io iniziavo a muovere i miei passi. Chi è? È Marco Volante, che fa parte di Sinistra per Israele, fa parte della segreteria di Gaynet, è componente del comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute, ha fatto parte anche del Consiglio nazionale dell'Arcigay. Lui è da sempre, così si descrive, un sostenitore di Israele e del sionismo. E Marco, senti, c'è stata la settimana del Pride a Tel Aviv, se non sbaglio, dopodiché è successo qualcosa. Che è successo? Raccontami un po'. Ci sei? Israeliani e iraniani, e il Pride è un po' saltato. Senti, ma io volevo premettere che anch'io sono senza capelli. Sì, ricordo infatti che li avevi belli corti al tempo. Li avevo belli corti, adesso non ce li ho più, li ho proprio eliminati del tutto, che è più pratico. Siamo in due. Ecco. E poi volevo salutare i tuoi ascoltatori, naturalmente. Grazie, Marco. Comunque sì, la tua introduzione è molto precisa. E quello che è successo è che eravamo pronti giovedì sera, già ci stavamo organizzando, stavamo preparando piume e paillette per il fantastico Pride che ci sarebbe stato il venerdì dopo. A Tel Aviv si fa il venerdì, mentre in tutto il mondo si fa di sabato il Pride. Questo per inciso, insomma, ecco, per dare una nota di colore. E niente, invece hanno cominciato a spararsi e i missiloni arrivavano e ci hanno detto sarebbe opportuno che non vi aggregasse troppo, e quindi il Pride è cancellato. Fantastico. Però noi prima avevamo fatto quasi una settimana di tour de force per vedere tutte le comunità LGBT che lì sono organizzatissime. Organizzate e sovvenzionate dal pubblico, cioè chi dallo Stato, chi dalle amministrazioni, insomma, locali. E quindi è molto interessante perché questi assistono naturalmente i ragazzi che hanno bisogno perché sono stati buttati fuori di casa. Questo per quanto riguarda gli israeliani. Per quanto riguarda gli arabi, assistono a ragazzi che sono fuggiti dai paesi limitrofi dove possono essere accoppati senza un processo. Ecco. E quindi, insomma, e questi li accolgono, gli danno un alloggio temporaneo e poi gli trovano un vero alloggio e anche un lavoro. Assomiglia molto a quello che facciamo noi. Diciamo era sarcastico. Certo. Marco, senti, ma in questo, cioè, immagino tu abbia parlato con questi ragazzi, con chi gestisce, sì. Specialmente in un momento in cui a Teheran chiunque sia gay, lesbica, LGBT, come meglio si crede, viene impiccato in alto, il più alto possibile con la gru, oppure a Gaza li ammazzano direttamente. Ecco, sì, li buttano dai balconi, li buttano dai terrazzi più alti e se sopravvivi ti danno 4 pietrate per finirti. Ecco, tanto per gradire. Così.
tanto per gradire. A maggior ragione, che cosa ti hanno raccontato questi ragazzi? Niente, noi abbiamo parlato con i responsabili, tra cui un ragazzo arabo che è uno dei responsabili appunto dell'accoglienza dei ragazzi di lingua araba. E ci hanno raccontato che naturalmente loro fanno del loro meglio, che c'è qualche difficoltà proprio ideologica, anche logistica, perché per farli arrivare, insomma, li devono far rientrare clandestinamente e poi li devono in qualche modo sistemare, regolarizzare, eccetera. Però sono rifugiati e quindi il problema poi alla fine si risolve. Anche lì però ci sono problemi burocratici, insomma, ecco. Certo. Ma comunque la cosa molto impressionante è che queste sono delle piccole comunità, sono proprio piccoli paesi come Haifa, come Beersheba, non sono come Gerusalemme e Tel Aviv, sono delle comunità piccole, eppure sono organizzatissime. Senti, ma Diciamo efficienti anche. E questa cosa, diciamo che a noi eravamo un gruppo di una rappresentanza europea di associazioni LGBT, ha molto impressionato, devo dire la verità, perché non in tutti i paesi queste cose sono una realtà. Da noi stiamo iniziando, a Milano c'è una casa che ha 3 posti letto, però non siamo attrezzati per poi organizzare, cioè non riusciamo a trovare il lavoro ragazzi stranieri o cose del genere, è molto più complicato in Italia, e quindi perché non c'è un gran supporto, diciamo. Sì, il supporto c'è da parte del comune perché ha trovato questo spazio, però poi ci si ferma con la burocrazia, insomma, ecco. certo. Quindi è un po' più complicato qua. Senti, Purtroppo. ma, dall'impressione che tu ne hai ricavato, essere gay in Israele, soprattutto con i paesi che ci sono attorno, cioè gliene frega qualcosa a qualcuno che uno sia gay in Israele? No, in realtà tu parli di discriminazione così. Allora facciamo una premessa, che come in Italia a Milano i gay vivono normalmente in modo aperto, oppure trovano quella zona di comfort dove nessuno si chiede di che sessualità abbiano, mentre invece basta che vai in provincia e tutti sanno tutto e si parla e si mormora, eccetera, eccetera. Questo ovviamente nella società odierna vale anche per Israele. È per questo che sono necessarie le associazioni che fanno militanza, ovviamente. È chiaro che c'è questa differenza. Insomma, tu considera che Gerusalemme è considerata una città santa per le 3 religioni monoteistiche, poi ho scoperto essere 4, che non ho capito bene come sia l'ultima, ma ce n'è una recente. Comunque, per queste religioni monoteistiche che sono tendenzialmente omofobe, anche la religione ebraica, per quanto riguarda la parte più ortodossa, è evidentemente palesemente omofoba, insomma. Certo, però voglio dire, al di là di questo, grazie a Dio, nessun ragazzo gay o nessuna ragazza lesbica rischia di essere accompagnata a misurare quanta distanza c'è tra il 7° piano e il piano terra o essere impiccato. No, questo assolutamente no. E se ho capito bene, c'è addirittura una legge da qualche tempo che proibisce quella che invece era una orrenda pratica fino a qualche tempo fa per le conversioni obbligate, cioè quello che succede anche negli Stati Uniti.
ci sono delle pratiche di conversione in cui c'è qualcuno che sostiene che con l'aiuto della religione una persona omosessuale possa diventare eterosessuale, e quelle sono delle vere e proprie torture in realtà, che poi ovviamente non portano a nulla. Certo. E queste pratiche sono state proibite in Israele da qualche anno. Senti, alla fine nel lasciare Israele, tu che sensazione porti di questo paese? Che ricordo porti? Guarda, del paese devo dire che sin da quando siamo atterrati a Tel Aviv, io per fortuna avevo il posto finestrino che mi aiuta sia a guardare fuori, che mi piace tantissimo, che a dormire, perché io mi porto un cuscino, lo appoggio alla parete e dormo. E guardando fuori dal finestrino all'atterraggio mi sembrava lo stesso paesaggio identico che c'è in Grecia, e cioè quelle colline arse con la macchia mediterranea. Appena ho visto questo già mi sentivo a casa, perché io amo la Grecia e lì veramente per me è la seconda casa, e quindi già vedendo questo mi sono sentito a casa. Poi abbiamo girato per Gerusalemme, abbiamo visto queste cose stupende che ci sono, ma quando siamo arrivati a Tel Aviv, lì ho scoperto di essere veramente a casa. Cioè c'era, per dire, lo stesso monopattino, la marca di monopattini elettrici che c'è qua a Milano, ho dovuto solo aggiungere il mio passaporto e con quello scorrazzavo per la città. C'è lo stesso stile di vita che abbiamo qui a Milano. Certo. Ed è una cosa che mi ha fatto molta impressione e che mi ha fatto veramente sentire a casa. E poi gli israeliani sono pazzi, cioè fino all'ultimo, lì ci sono tre gradi di allarme. Prima ti arriva, intanto in tutti i telefoni arrivano gli allarmi in caso di pericolo. Il primo allarme ti dice: guarda che è meglio che ti avvicini a un rifugio. Il secondo allarme ti dice: guarda che entro massimo mezz'ora potresti ricevere un allarme pericolo, cioè che vuol dire l'allarme pericolo è la sirena che ti dice entro 90 secondi devi essere giù nel bunker. E quindi quando arrivava l'allarme, bene o male ci si apprestava, ci si avvicinava al bunker. Quando a me una sera avevano allentato un po' i bombardamenti, per cui noi ci sentivamo un po' più sicuri, e io camminavo tranquillo nei dintorni dell'albergo dove eravamo, che aveva un bunker antiatomico al terzo piano sottoterra, per dire, cioè eravamo più sicuri di così non si poteva essere. E camminavo, a un certo punto sento l'allarme e dico: ops, è meglio che allunghi il passo. Intanto che penso, ops, almeno che è meglio che allunghi il passo, e stavo a tipo 500 metri dall'albergo. Suona il secondo allarme. Lì, devo dire, come si dice in francese, mi sono un po' cacato addosso e ho allungato parecchio il passo per avvicinarmi, se non altro, alla zona degli alberghi, dove avrei potuto infilarmi in un albergo qualunque. E a un certo punto sento una voce che in inglese mi dice jump on, cioè salta su. Era un ragazzino col monopattino che mi ha letteralmente, cioè come se fosse un militare, mi ha letteralmente ordinato di salire sul suo monopattino. E io sono salito, visto che era un ordine così perentorio, e mi ha portato nel rifugio del suo condominio, che era proprio lì vicino, ma con un tono perentorio veramente, cioè in quel momento lui era un soldato che mi dava un ordine.
Quando poi siamo entrati nel bunker sotto casa sua, invece sorrideva, mi diceva ma di dove sei, così, cioè era un ragazzo normalissimo, Sì. piuttosto dolce, insomma, cioè, aveva cambiato completamente atteggiamento. Era uno che era curioso di sapere da dove arrivava sto cretino turista che camminava per la strada così. Per cui loro sono super disciplinati e quando c'è il momento del pericolo diventano un po' dei soldatini e seguono le istruzioni che hanno imparato da sempre sostanzialmente. Certo, prima c'erano le micette lanciate dai palestinesi, poi sono arrivati i missili degli Houthi e adesso ci sono i missiloni degli iraniani, però la sostanza non cambia. Quando c'è l'allarme tutti si comportano nello stesso modo in maniera super disciplinata. Molto interessante. Immagino. Senti, secondo te come andrà a finire? Soprattutto ci tornerai? Io mi sono innamorato di quella gente, mi sono innamorato del paese, ma soprattutto mi sono innamorato di quella gente che veramente è incredibile, perché allo stesso tempo è pazza ma accogliente, è molto premurosa nei confronti di tutti, cioè loro sono veramente l'uno al servizio dell'altro. È una cosa che io non avevo mai visto. Sono rimasto veramente molto, molto stupito, perché si parla di Israele, sapevo un po' di cose, le ho lette, le ho studiate, e ho tanti amici ebrei qui a Milano, per cui conosco un po' l'ambiente, ma una cosa del genere non me l'aspettavo. È veramente un popolo meraviglioso. E quindi sì, voglio tornare magari anche non da turista. Vedremo insomma un po' come si può fare. Andresti a vivere? No. Tu dici da turista. Come dicono gli casa mia. Però voglio avere un link con Israele e con anche la Grecia, devo dire la verità, adesso mi attiverò. Va bene. Allora senti, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e della tua testimonianza. Insomma, al piacere di risentirci presto, Marco. Certo, grazie a te, grazie a voi, un saluto ai radioascoltatori e a Maiora. Alla prossima, grazie. Alla prossima. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night, got no more shade to keep on fighting. Hanging out to hear the ring, all I got is a machine. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind.
Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, questo era Tup Tup di Cassius del 2006, grazie ancora a Marco Volante per la sua testimonianza da Israele alle 19:35 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1021 di Zoom di oggi, martedì 24 giugno del 2025. Il telefono è aperto 0292947222, ma c'è già una telefonata in attesa. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Voilà, Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Oh là là. Très bien, monsieur, très bien. Oh là là. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna su Radio Libertà, la Talk Radio, anche in questo martedì 24 giugno 2025. Dunque vado con il mio editoriale. Oggi ho seguito con interesse anche il nostro direttore, il nostro caro direttore Giovanni Sallusti. L'altra volta era Diario del Giorno su Rete 4, oggi alla 7 a Tagada tutto quanto va politica. Come al solito di grande interesse il suo intervento. Vado con il editoriale, Antonino? Vai pure. Il punto di Michele Caruso. Dunque, governo Meloni alla Camera, enorme rischio di escalation, l'Iran torni al dialogo sul programma nucleare. Su Gaza, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, Tukur, la Presidente del Consiglio in aula a Montecitorio, ha parlato apertamente di forme drammatiche e inaccettabili nelle reazioni del governo di Tel Aviv e ha chiesto che le fermi immediatamente. L'Iran approfitti dello spiraglio di dialogo lasciato aperto e rinunci all'arma nucleare e Israele fermi una volta per tutte le proprie azioni nella striscia di Gaza. E poi la difesa comune, il fronte ucraino che ancora non lascia tranquilli in un quadro internazionale segnato da tensioni crescenti. La Presidente del Consiglio, la nostra Premier, proprio lei, Giorgia Meloni, ha illustrato alla Camera la posizione che l'Italia assumerà su alcuni dei principali fronti di crisi e alla vigilia del Consiglio europeo e del vertice NATO di domani e di dopodomani all'Aia. In primis Meloni, distante da ogni hubris, ha aperto il suo discorso affrontando come previsto la recente escalation tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi americani a 3 siti nucleari. L'Italia ha tenuto a precisare non ha partecipato in alcun modo all'operazione e dunque la priorità ha spiegato è stata la sicurezza dei connazionali in Medio Oriente. Sul piano politico Meloni ha fatto appello al ritorno al negoziato, chiarendo un Iran dotato dell'arma nucleare sarebbe un pericolo per Israele e per tutta la regione, che siamo pronti a facilitare i colloqui, ma Teheran eviti ritorsioni e colgo l'occasione di un'intesa con Washington. L'Italia, aggiunto, resta disponibile a ospitare nuovi round di mediazione. Vado a concludere, toni più netti del solito sono stati invece riservati alla guerra sulla striscia di Gaza, dei tempi dell'intifada tra Israele e Palestina. 2 popoli, 2 nazioni è l'unica soluzione possibile. Pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, Meloni ha parlato apertamente di forme drammatiche e inaccettabili nella reazione di Tel Aviv e ha chiesto comunque che Israele le fermi immediatamente, un'espressione che marca una discontinuità rispetto al lessico tradizionalmente prudente dell'esecutivo italiano su questo dossier. E dunque il governo italiano si dice impegnato per un cessate il fuoco, Tukur. Il futuro della striscia può iniziare solo con la liberazione degli ostaggi e il disarmo di Hamas. Così nel passaggio sul vertice della NATO, inoltre la Presidente del Consiglio Meloni ha confermato la visione dell'Italia, il nuovo obiettivo strategico, portare le spese per la difesa al 3,5%, molto importante che si rivendica un approccio a 360 gradi e include la cybersicurezza, confini esterni inaccessibili del contrasto ai trafficanti di esseri umani. Senza difesa non c'è libertà e senza libertà non c'è prosperità. Ecco, un tuo parere su questo e voi anche magari inviate i vostri sms, che cosa ne pensate di tutto ciò. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, guarda, ti rispondo con la CNN perché mi hai dato il là per tirare fuori questo argomento. L'Iran non negozierà con gli Stati Uniti finché continuerà l'aggressione. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha detto che l'Iran non tornerà al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti finché l'aggressione contro il suo paese continuerà. Ha detto all'emittente Al Arabiya Al Jadid che l'Iran aveva ricevuto dei messaggi dagli Stati Uniti e aveva fornito le risposte necessarie attraverso
intermediari e canali indiretti. Quindi, diciamo così, credo proprio che, insomma, scusate, non bisogna stare a bocca aperta quando si parla. Allora, perdonate, e Sveva, proviamo un'ultima volta con l'onorevole Bergamini se riusciamo a trovarlo, dopodiché andiamo verso la fine della trasmissione. Tra l'altro, ha appena parlato il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, il luogotenente generale Eyal Zamir, che ha detto che l'esercito ha concluso una fase significativa della guerra, ma la campagna contro l'Iran non è finita. E ha aggiunto: stiamo entrando in una nuova fase che si basa sui risultati di quella attuale. Abbiamo riportato indietro di anni il programma nucleare iraniano e lo stesso vale per il suo programma missilistico. Inoltre il capo di Stato Maggiore Zamir dice che le azioni che sono state prese dall'esercito israeliano sono un risultato fenomenale, aggiungendo: adesso l'attenzione passa a Gaza, riportare gli ostaggi a casa e smantellare il regime di Hamas. Quindi diciamo così, diciamo che le idee di Israele sono molto chiare e di conseguenza è chiaro che Israele terrà un occhio comunque su quello che dovesse succedere a Teheran. A Teheran, tra l'altro, è avvenuto un fatto, e cioè circa un'ora fa, riferiscono le agenzie stampa iraniane, che vengono riprese poi dalla CNN, vengono mandate in onda appunto le immagini di una grande folla che si sta riunendo in centro a Teheran e che a quanto pare starebbe esprimendo appoggio e apprezzamento per le forze armate del paese. La riunione in piazza, l'incontro in piazza la manifestazione in piazza della Rivoluzione è stata riferita dalle agenzie di Stato IRNA, Fars Antonino, mi e senti? Mehr. Sì? Sì, l'onorevole è in linea. Ah, allora vai con qui Parlamento. Qui Parlamento. Onorevole Bergamini, buonasera, la prendiamo in extremis, so che lei è a un... Buonasera a voi. Grazie, so che lei è a un evento e so che ha anche i minuti contati, quindi io non le ruberò molto tempo. Allora, come va con le infrastrutture il passante di Bologna? Sì, con le infrastrutture passanti di Bologna mi sembra che ci sia stata una presa di posizione. Noi come Lega abbiamo sempre detto su Bologna che il passante, come è stato progettato, come è stato ideato, è già vecchio ancora prima di partire come soluzione, quindi quello che abbiamo detto ancora da tempo, siamo stati probabilmente i primi a sollevare il problema, è che visto che è fermo, che mancano 2 miliardi per poterlo realizzare, perché comunque i costi da quando è stato progettato ad oggi sono lievitati, non è sicuramente colpa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma comunque c'era un discorso anche con Autostrade da vedere. Quello che noi abbiamo chiesto è valutiamo un progetto alternativo, un progetto che comunque sembra sia stata anche un'apertura importante da parte del Ministro Salvini, nel dire si può valutare un'alternativa, ma un'alternativa che sia realizzabile, che sia più veloce da realizzare, proprio per avere poco impatto sulla città, perché comunque un progetto come quello iniziale avrebbe un impatto anche durante la costruzione che andrebbe fortemente a penalizzare i cittadini bolognesi, che già oggi sono penalizzati da un traffico molto intenso all'interno della città. Quindi valutare un progetto che sia da fare, che sia possibile da realizzare, ma soprattutto che sia poco impattante. Questo può essere sicuramente un primo passo che va nella direzione giusta per riuscire a rendere la città un po' più moderna. Quello che noi abbiamo proposto anche come Lega è sempre quello di valutare anche progetti che siano proprio anche diversi da quello iniziale proposto, che siano più moderni, come magari in tante capitali europee
e avevamo lanciato anche la provocazione, quello di un passante sotterraneo, che capiamo che ad oggi non è realizzabile sicuramente, perché comunque i tempi di progettazione e quant'altro sono sicuramente importanti, però iniziare magari uno studio di fattibilità che possa permettere anche di valutare soluzioni più moderne, perché oggi andare ad investire su cose, su infrastrutture che sono già obsolete prima di partire, a nostro parere non ha tanto senso. Poi c'è chi vuole realizzare ad ogni costo anche infrastrutture che magari possono non essere di pubblica utilità per i cittadini. Noi siamo sempre per ascoltare quello che sono le esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli che alla mattina si alzano per andare al lavoro, che utilizzano le infrastrutture, utilizzano le arterie stradali, ed è giusto dare una struttura che sia moderna e soprattutto che sia competitiva nella realizzazione e nelle tempistiche. Certamente. Onorevole, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? I reciproci impegni, ora vedremo come si potrà andare avanti su questa fase. Io credo che ci dovrà essere sicuramente un colloquio tra il Ministero e la Regione, anche Emilia Romagna, per capire come procedere su questa infrastruttura, ma da quanto ho percepito da parte del Ministro c'è assolutamente la grande volontà di potersi mettere ad un tavolo e di poter capire quelle che sono le esigenze dei bolognesi. Io dico sempre, anche il sindaco di Bologna deve capire, dovrebbe mettere in primo piano quello che sono ovviamente le esigenze dei cittadini e non fare magari una propaganda contro il Ministero scaricando colpe, perché purtroppo essendo diventato oramai lo sport del sindaco di Bologna scaricare sempre per ogni cosa le colpe sul Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, cosa che non è sicuramente questa, perché c'è da parte del Ministro sicuramente una grande attenzione verso la città di Bologna come verso tutte le altre città dove si vanno a realizzare infrastrutture importanti. Certo. Senta, allora facciamo che ci risentiamo molto presto. Intanto io la ringrazio. Grazie a voi. Del suo tempo, al piacere di risentirci presto. Grazie. Piacere mio, buona serata a tutti. Grazie. Sera. Qui Parlamento. Benissimo, bella gente. Allora, con l'onorevole Bergamini in extremis abbiamo finito. Io vi ringrazio, ci si ritrova domani 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. Che dire di più, che ci salutiamo con una canzone di Fabri Fibra, Tutto andrà bene, uscita quest'anno. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Anna che si sveglia presto la mattina, Anna va d'accordo con la sua famiglia, Anna gira in centro insieme ad un'amica, la maglia firmata legata alla vita. Anna sa giocare bene a pallavolo, Anna è bella, adesso c'ha un ragazzo nuovo, quello con cui stava prima era diverso. Anna dicono ha qualcosa di diverso, Anna quando parla dà serenità, Anna sa di avere sensibilità. Anna a scuola tutti fa bella impressione, ragazze le parlano dietro invidiose. Anna riceve messaggi dal suo ex, dice ci vediamo, son pazzo di te, se non mi rispondi io faccio un casino. Poi dice scherzavo, ci vediamo in giro. Anna adesso è sola e piange di continuo, perché tra i ragazzi a scuola gira un video. Anna non conosce un'altra via di uscita, Anna dentro casa si è tolta la vita. Promettimi che tutto quanto poi andrà bene, che ti rivedo in giro una di queste sere, anche se il mondo sembra non volerci qui. Promettimi che tutto quanto poi andrà bene, che ti rivedo in giro una di queste sere, anche se il mondo sembra non volerci qui. Promettimi. Marco legge commenti cattivi sotto le sue foto. Marco a scuola sente quei sorrisi, piange dal nervoso. Marco preso in giro perché con le ragazze lui non ci prova. Ma Marco forse è timido, Marco ferito da quella parola.
come se fosse davvero una colpa, come se a 15 anni già puoi avere una risposta. E la famiglia non capisce perché Marco è triste, anche se Marco finge tutte ste male lingue. Le cuffie per non sentire gli insulti, su WhatsApp Marco esce dai gruppi, Marco che si allontana da tutte e non si trova, lo cercano per ore mentre scende il sole, lo zaino e le sue scarpe sugli scogli, il mare agitato e non lo controlli, e adesso Marco è nei ricordi, insieme a tutti questi giorni. Promettimi che tutto quanto poi andrà bene, che ti rivedo in giro una di queste sere, anche se il mondo sembra non volerci qui. Promettimi, promettimi, promettimi che tutto quanto poi andrà bene, che ti rivedo in giro una di queste sere, anche se il mondo sembra non volerci qui. Promettimi, promettimi. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.